Amici telespettatori, ciao a tutti, siamo sempre nella rubrica dei tipi strani e questa sera, amici telespettatori, a grande richiesta vi voglio presentare un ragazzo che voi conoscete benissimo. Ciao, tu sei? Giuseppe, Giuseppe, di dove sei? Marsala. C'è stata una grande richiesta perché ti hanno voluto vedere di nuovo, giusto? Sì. E allora, cosa ci farai vedere stasera per quanto riguarda la rubrica dei tipi strani? Io ho una canzone. Una canzone? Tu vuoi cantare una canzone? Va bene, che tipo di canzone è? Papà che dice? Chi? Papà che dice? Papà che dici? Che canzone è? Napoletano. Napoletano. Va bene. Allora ti do il microfono, anzi te lo tengo io che è meglio. Ti tengo il microfono e tu canterai appena io ti darò l'ok, ok? Bene amici ascoltatori, ascoltate. Vai. Papà che dice, so piccerello, tu che non lo sa, ho 13 anni, tengo una vita, ho tanta voglia di studiare, non c'è a dire, tu vita mia. Non so. Cioè? Finita. Cosa è finita? Vabbè, ne faccio metà. Ne sai solo metà? E l'altra metà? E me lo sono dimenticato. Ok, allora quando ci pensi poi ce la canterai, giusto? Come? Dimmi, ascolta, l'anima gemella l'hai trovata? No, ancora niente. E come mai? No, non hanno telefonato. Non hanno telefonato? No. Neanche una? No. Neanche un squillo, cosa? No, un messaggio? Niente. Un sms? Niente. Qualsiasi cosa? Niente? Niente. Vabbè, sei sempre con la bici tu, giusto? Sì. C'hai sempre la mountain bike? Sì. Quella classica? No, questa c'ho, adesso un'altra nuova. Un'altra nuova? Sì. Quanto l'hai pagata? No, me l'hanno prestata poi un po'. Te l'hanno prestata, praticamente tu non ce l'hai riportata più ed è diventata tua. Sì. E com'è? È buona da guidare? È buona da guidare, il cammino è buono. Ho capito. Su per giù che velocità fa? Velocità 1,20 m, 1,70 m. 1,20 m? Andare Ogni quanto? Ogni ora. Ogni ora. 1,20 m ogni ora? Sì. Vabbè, cerchiamo di capire quello che hai detto, magari. Vabbè, ascoltami Giuseppe, e per quanto riguarda invece le barzellette, a parte quella barzelletta che una volta tu hai raccontato, ne sai altre? Sì. No, non ne so più, questa sola so. Questa sola? E come faceva la barzelletta, però lo dovresti dire in una maniera tale da, diciamo, non essere troppo volgare, giusto? Dai, provaci. Non lo faccio, della cosa non lo faccio. Come? Esempio così lo so dire. Cioè? Non mi guardi, sempre così io lo so dire. Cioè la sai in una maniera volgare, quindi non si può raccontare? Sì. Vabbè, allora facciamo una cosa, anzi dire la parolaccia, tu dovresti raccontare la barzelletta e quando c'è la parolaccia devi fare un fischio, devi fare così. Lo sai fare? No. Un fischio non lo sai fare? No. Provaci, vediamo. Vediamo? E questo era un fischio. Va bene Giuseppe. Ascolta, tu mi hai detto insomma che volevi fare un provino, giusto? Sì. Un provino per fare l'attore? Sì. Ascoltami Giuseppe, io qui davanti insomma ai telespettatori di Strano Amore Siciliano ti vorrei fare una specie di provino, un test, per vedere se tu sei adatto per fare l'attore. Sì. E allora, innanzitutto tu mi dovresti fare una faccia arrabbiata, guardare la telecamera e fare una faccia arrabbiata. Vediamo come ci vai, dai. Questa è una faccia arrabbiata? Sì. Ora mi dovresti fare una faccia contenta. E questa è una faccia contenta? Sì. Ora fai una faccia dispiaciuta. Dispiaciuta come? Dispiaciuta. Si somigliava con quella contenta però. Ho capito. Allora fai una faccia, diciamo, sconvolgente. Sconvolgente. Questa è una faccia sconvolgente? Si somigliava con quella... Mi sembra che insomma si somigliano tutti. Sì. E allora ora devi dire, io praticamente sto per dirti che tu devi dire una frase, giusto? Sì. Questa è una specie di provino per vedere come parli. Sì. Tu devi dire esattamente figlione co sogno. Appena te lo dico io, va bene? Figlione co sonno. Vediamo? Figlione co sonno. Esatto, bravo. Quasi quasi c'hai questo talento insomma per la recitazione.
Complimenti. Adesso devo andare a casa di un'amica, sono invitato a mangiare. Per recitare? Sì, no, E- per fare Un provino? un provino a casa di questa amica. Fate un provino insieme? Sì, Di recitazione? sì, a mangiare, mi sono invitato lì. Ti sei invitato tu stesso? No, mi ha invitato lei a casa. Ti ha invitato Laia? Sì, Laia chi sarebbe? L'amica tua? sì, Si chiama Aya? quella che mi ha fatto le gonne. Ah, siete diventati buoni amici? Ah, l'importante è questo, insomma, rimanere buoni amici già è qualcosa. Sì. Giusto? Sì, Bene Giuseppe, allora facciamo una cosa, tu mi hai detto pure che sai fare gli scioglilingua, giusto? sì, E allora ora io ti dirò uno scioglilingua e tu lo dovrai dire alla stessa maniera come dico io, Sì. va bene? Sì. Allora ascoltami, sotto la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sotto la panca la pagarella, sotto la camminella. che? Questo non lo so. Vabbè, allora te lo ripeto di nuovo, anzi te ne dico un altro, Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. A pelle, figlio, palla di pollo. A pelle. Cioè là è accorciata praticamente, viene meglio. Va bene Giuseppe, ti voglio domandare un'altra cosa. Insomma, tu prima di essere intervistato, insomma, hai detto che tu sei pratico, diciamo, a fare certi sport. Sì. Diciamo, che tipo di sport sei pratico tu a fare? E poi giocare a pallone, giocare con le racchette, tutte queste belle cose. Con le sacchetti? Sì, con le racchette quelle con la palla. Ah, le racchette da tennis, quindi sei bravo a tennis. Dove hai giocato ultimamente? Io sono giocato a campo di qua di Marsala, campo Marsala. A Campo Marsala? Sì. E l'hanno battezzato il nome nuovo? Sì, e poi sono andato a giocare a Mobilina con le ragazze, sono fatto una partita, abbiamo vinto la partita e tutte queste cose. Avete vinto la partita? Sì, A quanto? 3-0 per noi. 3-0 per voi? Eh. Ah, complimenti, allora bravo sei. Sono- Ascoltami, la racchetta come la tieni? io così la tengo, Con la mano destra o con la sinistra? con la mano destra. Con la mano destra. Sì. E con la sinistra hai tentato mai di tenerla? No, non sono pratico di tenerla con la mano sinistra. Te la passi di più con la mano destra? Sì. Quindi praticamente c'hai il braccio destro più sviluppato rispetto a quello sinistro? Sì. Mhm. E che movimento fai con la racchetta? Movimento faccio con la Cioè tu praticamente muovi da destra verso sinistra o da sinistra verso destra? No, solo con la mano questa qua gioco io e poi un poco con quella, un poco con l'altra. E con l'altra mano praticamente cosa fai? Con l'altra mano non gioco, la tengo ferma. La tieni ferma? Sì. E con l'altra invece? Con l'altra mi metto a giocare. Ho capito. E giochi spesso? Sì, sì, E più la sera però, sì, sì, per passarti il tempo. sì. E dove giochi di solito? Davanti alla televisione oppure davanti, non so... Adesso gioco alla via Istra, a casa con amici, vado a giocare a pallone, mi vado a divertirmi. E poi vado a casa pure il computer, mi metto anche a giocare a casa. Vabbè, ritorniamo a fare la faccia da attore, giusto? Ora tu mi dovresti fare, caro Giuseppe, una faccia che piange. Prova a piangere. Cioè così piangi tu, Sì, molto commovente. sì. E invece fai una faccia proprio di quella, sai, aggressiva, arrabbiata. Tipo Schwarzenegger. Vediamo? Parla di nuovo. Ok, allora ascolta, ora fai, attenzione, una faccia maniacale. Occhio, eh. Questa è una faccia maniacale? Vediamo, è uscito la lingua, vediamo, vediamo. Fallo di nuovo. Questa era una faccia maniacale. È una faccia perversa. Questa era una faccia perversa? Sì. Vabbè. Comunque ci riesci bene, complimenti. Allora Giuseppe, se mi ricordo bene, tu praticamente mi hai detto anche che sai fare le imitazioni degli animali, giusto? Sì. Allora, ora io ti dico di imitare il cane. Occhio, vai. Au, au, Come? au, au. E che cane era? Questo è un cane tedesco. Cane tedesco? Eh. E come fa? Au, au, Vediamo. au, au. Ma comunque è un cane strano.
So fare pure la pecora. La pecora sai fare? Vediamo, fai la pecora. Me, me. Una bella pecora. Fai il gatto? Miau, Vai. miau. La gallina? Co. Vai. Co. Il gallo. Go. Co. Quella era una miscelazione. Go. Go. Allora, ora facciamo un cane più grosso. Questo che tipo di cane era? Questo è il cane quello pitbull. Pitbull. Ho capito. Fai invece un Doberman. Va bene, ora fai un mastino napoletano. Perché è una miscelazione di cani, c'è confusione. Vabbè, e allora facciamo il canarino. Questo è il cane un bafino. Canarino niente. Vabbè, facciamo allora l'aquila. Questa era l'aquila. Ok, fai il pappagallo? Ma era parente della gallina per caso? Sì. Ho capito. Fai la scimmia? Fai l'orso? Vai? Questa era l'orso. Fai il pavone? Si somiglia con l'orso però. Strano. Va bene, fai allora un altro, l'ultimo tipo di animale. Occhio, stai attento. Fai il leone. È un leone silenzioso. Devi fare il leone che parla però. Come? Un leone che c'ha sonno. Fai la tigre? Vediamo. Questa era la tigre. Comunque come imitazioni, secondo me, secondo voi può andare come imitazione? Sì, abbastanza. Per fare l'imitatore, niente. E allora fammi il coyote. Il coyote. Questo era il coyote? Sordomuto? Sì. Un coyote sordomuto? Sì. Fammi il cane che viene schiacciato da una macchina. Questo era un cane che veniva schiacciato dalla macchina. Tanto contento però, non è che dovrebbe essere, essendo che è schiacciato da una macchina. Fammi il rumore dell'ululato. Il rumore del vento. Vai. Fammi una gallina che ride. Una gallina che piange? Mi è sembrato a me che rideva lo stesso. Può essere magari che non c'ha il motivo per piangere. Vabbè, fammi un cane arrabbiato. Questo era un cane arrabbiato. È un cane contento? Vediamo. Questo era un cane contento. Con la lingua che esce di fuori. Come fanno i cani? Come fanno? Oddio. Vai. Questo era un cane contento. È un cane maniacale? Questo era un cane maniacale. È un cane, diciamo, anzi fammi l'aspetto di una cagna, di una cagna arrabbiata. Una cagna arrabbiata. Questo è l'aspetto di una cagna arrabbiata? Sì. Vabbè, allora fammi, ora, occhio, che questa è facilissima. Fammi il verso di un maiale. Questo lo sai fare bene però. Vediamo. Però è senza voce questo maiale, come mai? Non lo so. Va bene, bene. E direi che nonostante tutto abbia superato la prova al 15%. Va bene? Va bene. Quindi, insomma, allenati. Quando sarai proprio al 100% ti farò venire di nuovo qua. Va Ok, bene. Giuseppe? Ok. Bene, amici, abbiamo conosciuto Giuseppe, il nostro imitatore, che si vuole mettere a fare l'imitatore, giusto? Sì. Va bene. Ciao da Alberto, ciao da... Giuseppe. e ciao. Ciao amici di Strano Amore. A dopo.